Il piano regolatore generale, conosciuto come PRG, va in pensione. Al suo posto a Mogliano arriva il PI, piano degli interventi, una pianificazione innovativa e un esempio di democrazia a tutti gli effetti, perché per la prima volta sono state accolte e saranno discusse in Consiglio Comunale 6 proposte dei cittadini su altrettante aree. Sono accordi su aree che spesso abbandonate, dove magari il vecchio PRG prevedeva tipo dei parcheggi, delle opere pubbliche che il comune non è mai riuscito a fare perché non è riuscito ad espropriare e a fare l'opera pubblica. Adesso il privato ci dice: guarda, te la faccio io l'opera pubblica, in cambio mi dai un po' di cubatura. Quindi riusciamo a portare a casa 1.250.000 euro di beneficio pubblico. 6 accordi pubblico-privato su aree di interesse pubblico. Le proposte di variante allo strumento urbanistico sono state scelte tra 18. Tra queste una riguarda il quartiere est, dove è dismesso da 30 anni il vecchio essiccatoio. Viene demolito, bonificato e verrà fatto un edificio con funzionalità commerciale molto più piccolo rispetto al volume attuale, e questo ci permette di portare a casa un beneficio pubblico molto importante. Ben 500 alberi. Aspettatevi dunque di ritrovare i platani lungo il terraglio. Il piano riconosce il valore della città giardino di Mogliano e ne promuove la tutela. Inoltre pianifica il riordino di aree agricole con possibilità di abbattimenti e cambi di destinazione d'uso. Parola d'ordine: rigenerazione urbana in chiave però sostenibile. Abbiamo rivisto anche gli indici di edificabilità per una città che, se deve crescere, cresce in maniera omogenea, e abbiamo tolto addirittura 100.000 metri cubi in aree dove prima il PRG era un po' sfasato con indici eccessivi.